Entrando in chiesa, ci accoglie un'elegante aula ellittica in cui trionfano la luce e i colori pastello degli stucchi rococò. Si presenta così lo spazio disegnato con sapienza da padre Francesco Vecelli, provinciale della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi. Dal 1752 al 1760 la chiesa, fin dal 1597 affidata alla congregazione, fu rinnovata per celebrare la figura del fondatore dell'ordine, Gerolamo Miani, proclamato beato nel 1747 e santo 20 anni più tardi. Fondata forse in età longobarda in una zona periferica della città, la chiesa era stata poi incorporata nello sviluppo urbano. L'interno sintetizza suggestioni lombardo-piemontesi, ma si ispira anche nel presbiterio alla lezione palladiana. La decorazione in stucco, dovuta al lombardo Andrea Solari, scandisce la suddivisione degli spazi, con riquadrature che ospitano opere pittoriche e con motivi decorativi che concorrono al racconto della gloria del beato Gerolamo Miani, raffigurata nel grande telero a soffitto di Antonio Marinetti, detto il Chiozzotto. La figura di Miani è protagonista al centro, dove la figura della Vergine rievoca l'apparizione miracolosa all'origine della sua conversione, ma anche nella pala dell'abside, in cui San Gerolamo Miani riceve da Sant'Agostino la regola, con la quale i somaschi regolano la loro vita apostolica. Opera mirabile è anche la tela dell'Angelo Custode, devozione che l'ordine dei somaschi diffuse in riferimento alla loro missione educativa per i fanciulli orfani e abbandonati. In chiesa sono conservate opere appartenute al corredo dell'edificio precedente. Tra le finestre dell'attico 6 tele di Giovanni Buonagrazia risalenti ai primi anni del Settecento, raffiguranti l'Arcangelo Gabriele e la Madonna Annunciata, San Girolamo, San Giovanni Battista, Santa Maria Maddalena e San Sebastiano. Sulle pareti del piccolo coro trovano posto 2 teleri dell'ultima decade del XVII secolo, attribuite a Giovanni Antonio Fumiani, che illustrano i miracoli degli angeli custodi. Nel primo altare a destra ha un posto di rilievo la cinquecentesca pala della scuola dei Calegheri, raffigurante la Madonna con il Bambino e i santi Marco, Aniano e Giuliano, oggetto di devozione da parte della confraternita dei calzolai che in questa chiesa si riuniva. Qui aveva sede anche la congregazione religiosa della Confraternita dei Morti, della quale si conservano la sontuosa insegna processionale, posta ora sopra il confessionale, raffigurante il trionfo della morte e la vanità del potere, e 4 torciere con angeli macabri. Nel secondo altare a destra trova posto la tela del Marinetti, raffigurante il transito di San Giuseppe, il santo ritenuto patrono della buona morte a partire dal XVII secolo. Meritano una menzione anche alcune opere provenienti da chiese trevigiane soppresse, quali gli affreschi quattrocenteschi murati ai lati dell'ingresso, staccati rispettivamente dalle chiese di San Tommaso e Santa Caterina, con San Sebastiano coronato da angeli e Cristo flagellato, oltre al gruppo scultoreo di Giovan Battista Florio dell'inizio del XVII secolo, composto dalle figure lignee policrome di Sant'Agostino, Santa Monica e della Madonna della Cintura, proveniente dalla chiesa di Santa Margherita.